Bene, allora sono qua con Cecilia Luce. Tra l'altro Luce è un nome d'arte aggiunto al tuo nome vero che è Cecilia, giusto? No, Sì, è vero. adesso ho detto una cavolata. No, è verissimo. No, mi dispiace, hai sbagliato. No, invece è vero. Ok, allora, adesso volevo fare una domanda a uno dei tuoi produttori. Visto che è qui, insomma, allora io sono curiosa di voglio fare domande a tutti, a chiunque, tanto qua sta partendo qualunque cosa. Va bene, volevo chiederti da quanto tempo è che esiste questa casa discografica e come mai siete andati in Inghilterra? Sì, ciao a tutti intanto. Dal 2009 che abbiamo creato questa etichetta, anche se lo studio è stato costruito a Bergamo, Sì. ma principalmente abbiamo preso questa decisione perché i soci fondatori, tra cui io, Maurizio Rossi che è qua, Nascosto. E qua l'abbiamo sgamato subito. siamo tutti ex produttori e artisti e abbiamo lavorato principalmente all'estero, quindi abbiamo deciso di metterci nella capitale della musica che è Londra per fare il Wow. nostro business. Ho capito. Assieme a un'altra persona che si chiama Martino Cartella e ha 68 anni, ma non facciamoci prendere dall'età, però lui è sempre stato un general manager di molte aziende che hanno funzionato di vari settori e ha intrapreso questa operazione con noi e da lì siamo in crescita, ecco tutto. Ho capito, ho capito. E avete incontrato Cecilia, vi è piaciuta? Sì, un giorno il mio socio è arrivato in studio, noi a quel tempo stavamo facendo delle produzioni per degli olandesi, mi ha detto guarda c'è questa voce, c'è questa ragazza, gli ho chiesto ma come canta, lui mi ha detto non lo so. Come? Non lo so. È stato, non lo so, un sesto senso. Ma dai. Dopodiché ci siamo trovati, lei fondamentalmente non era quello che mi aspettavo, perché il genere di produzione che stavamo facendo era tutt'altro, ma alla fine l'ho sentita suonare al pianoforte, io mi sono messo a piangere, l'ho sentita cantare e quindi ho detto, Lei tra l'altro è dolcissima. non si può lasciare andare via, cioè ci siamo comportati da veri discografici, quindi abbiamo deciso di investire in questo Giusto, album non si può lasciare andare via un talento. e da lì abbiamo impiegato un anno per la costruzione di queste 10 tracce, per riuscire a collocarla, a trovare anche poi qualcuno di più grosso di noi, perché è giusto dirlo che noi possiamo arrivare ad un punto, ma si tenta di farlo, Spingere di farlo l'artista, diventare certo. mondiale il successo, quindi Te lo auguro. Poi se diventi famosissima torni qui a trovarmi. Certo. Basta, guarda che ho la registrazione, quindi se non torni sono Volentieri guai. torno. Scherzo Cecilia, tra l'altro va bene, è vero, lei è dolcissima e secondo me traspare anche dalle sue canzoni. Quindi, vabbè, io la vedo, ce l'ho qui di fronte, voi potete guardarla dalla webcam, però ecco, in realtà anche se non la vedete, lo sentite dalle canzoni, direi. sì, è la voce che ha un po' sorpreso, cioè, generalmente al di là della mentalità che è più globale, non è da producer italiani la nostra, ma è una voce molto particolare. Qua è stato realizzato un album e arrangiato seguendo l'artista, non abbiamo preso la voce e l'abbiamo collocata in uno spazio, qua ci siamo proprio dedicati a costruire un abito su di lei. Sì, ho capito perfettamente. Beh, è una bellissima cosa Cecilia, o no? Assolutamente sì. Ma ti è capitato così, inaspettatamente, come dicevi Sì. prima, no? Sì. Però che è una bella gioia, Sì, perché è sempre stato il mio sogno, per cui per cui è viva, anche i sogni si avverano alle Sì. volte. Bene, bisogna crederci sempre, sempre, Sempre. sempre. E visto che i sogni si avverano, noi vi facciamo ascoltare una canzone di Cecilia, così avrete modo di gustarla. Intanto comincio a dire, a straparlare come al mio solito, ma fa niente. Eccola qui.